Questa sera abbiamo ricevuto informazioni importanti che promettono di scuotere le cose dietro le quinte del Napoli. Per tutti i nostri tifosi e seguaci, eccoci con un altro affascinante aggiornamento sul nostro amato club. Siamo costantemente alla ricerca di miglioramenti e ci dedichiamo a portarvi le notizie più fresche e rilevanti. Prima di esplorare queste entusiasmanti novità, ricordatevi di mettere mi piace al canale e di iscrivervi per rimanere aggiornati su tutto ciò che accade. Oggi vi sveleremo uno sviluppo che sta movimentando la scena e che potrebbe definire il futuro del nostro club. Sorprendenti cambiamenti sono in atto nei corridoi del Napoli. L'attenzione si sposta ora sulla delicata situazione della sponda giallorossa del Tevere, dove il tecnico Ivan Juric non ha utilizzato Mats Hummels, l'esperto ex capitano del Borussia Dortmund. Curiosamente, anche con l'assenza di Ndicka, Juric ha optato per altri giocatori, lasciando da parte Hummels anche in situazioni fuori dalla sua posizione abituale. Nella recente partita di Europa League contro il Royal Union Saint-Gilloise, mentre tutti si aspettavano di vedere Hummels in campo, l'allenatore ha fatto una sorpresa facendo partire Cristante. Questa decisione non solo ha ingannato tutti, ma ha anche segnalato che Hummels, privo di spazio sotto Juric, potrebbe essere sul punto di chiedere un trasferimento già a gennaio. Questa situazione ha scatenato un intenso dibattito tra i tifosi della Roma sui social media. Molti si chiedono se lo scarso utilizzo di Hummels rifletta una decisione autodistruttiva di Juric o una reale incompatibilità con i piani tattici dell'allenatore. Dall'altra parte, i tifosi del Napoli vedono un'opportunità, viste le lacune della nostra difesa. Con Ramani e Buongiorno che hanno bisogno di maggiore supporto e le incertezze su Rafa Marin e Juan Jesus, Hummels potrebbe portare una combinazione di esperienza e qualità indiscutibile alla nostra linea difensiva. Vogliamo sapere cosa ne pensate, tifosi. Pensate che dovremmo provare a portare Hummels a Napoli? Potrebbe essere la soluzione ai nostri problemi difensivi? Condividete le vostre opinioni nei commenti e partecipate alla discussione. Non dimenticate di mettere mi piace e di abbonarvi per ricevere altri aggiornamenti come questo.